E ciao, ed eccoci con la cosiddetta seconda parte di acquisti, solamente che se nel video precedente avete visto principalmente abbigliamento, in questo video è principalmente e tutto dedicato al beauty, per cui mettetevi comodi che ho qui un po' di confusione qui per terra da farvi vedere. Allora, iniziamo. Da dove inizio sinceramente? Iniziamo con il botto, per modo di dire, iniziamo con le palette di Pat McGrath. Pat McGrath è arrivata da Sephora. Adesso dove l'ho messo? Sì, beh, spero di trovare tutto perché alcuni prodotti li ho già usati, per cui spero di essere riuscita a raccogliere tutto dal bagno di sotto e portarmi qui il tutto. Speriamo bene. Allora, iniziamo con questa qui. La confezione è stupenda. La confezione esterna, specifichiamo, si apre con questo, c'è questo filo di cotone che la tiene racchiusa e si apre così e qui c'è la palette. Qui dentro ci sono scritti i nomi degli ombretti e questa è la confezione esterna. A mio avviso la confezione vera e propria degli ombretti è un po' deludente, è un classico nero, qui c'è il marchio di Pat McGrath, ma da quello che si vede esternamente a quello che si vede internamente, sì, è una palette elegante perché il nero rimane sempre un colore che porta all'eleganza, però no, con tutto il sfalzo colorato che c'è qui, passare a questa per me è un po' deludente. Si apre così a una chiusura a calamita, qui c'è uno specchio e queste sono le colorazioni. Se mi avete seguito nei vlog precedenti, questa l'ho già usata. Infatti ho intenzione nella prossima settimana, se ce la faccio, di fare una recensione di questa palette in cui vi presento due make up e vi faccio gli swatch e vi dico definitivamente cosa ne penso. Comunque è un'ottima palette, specialmente queste ultime 4 colorazioni danno una luminosità agli occhi che è veramente eccezionale. E questa qui è allora, questa qui, vediamo qui dietro se c'è, perché qui dietro ci sono, vedete il retro com'è? È tutto luminoso, da quasi l'effetto specchio. Comunque questa si chiama Bronze Seduction, perché di per sé ho visto beh, adesso forse non so se riuscirò a farvi capire, qui c'è scritto Mothership, quasi tutte c'è scritto questa dicitura Mothership con un numero. Io sinceramente non mi ricordo il numero di questa, però mi ricordo che come nome si chiama Bronze Seduction e questa è la prima palette di Pat McGrath che ho preso. Non contenta, in un altro ordine, sempre fatto da Sephora, ne ho presa un'altra. Queste non ho aspettato il Black Friday perché vedevo che i prodotti stavano sparendo sul sito, per cui ho deciso di anticipare e di prenderla perché sinceramente è stato meglio così. Vi devo dire che qui da me il sito di Sephora il giorno del Black Friday, proprio il venerdì, dalle 8:30 di mattina alle 16:30 più o meno del pomeriggio era letteralmente impossibile entrare sul sito, per cui a cuor mio ho speso un po' di più, non ho risparmiato quello che il Black Friday mi offriva, però sinceramente volendo avere i prodotti ho preferito spendere di più e con quello che è successo il venerdì è andato meglio così. L'altra che ho preso, che non ho mai usato, questa non ci ho mai messo le mani, è la Midnight Sun. Praticamente queste due palette è fatta uguale dell'altra, sempre nera con i nomi scritti qui. Questa non l'ho praticamente mai usata ed erano le due palette, ecco qui le colorazioni di questa, erano le due palette che preferivo dagli swatch che vedevo. Per cui diciamo che come marchio Pat McGrath ho preso le due che mi ispiravano di più.
e queste qui sono le colorazioni. Questa qui si chiama Midnight Sun e ha più i colori verso il tramonto, diciamo, perché anche questi qui danno più quell'idea, anche vedendo gli swatch danno più quell'idea che siano le classiche colorazioni prese dai colori dei tramonti. E anche qui hanno i 4 colori luminosi che spero non siano niente male, perché sinceramente ci devo ancora mettere le mani sopra. E mettiamo via anche questa. Allora, poi passiamo, vado un po' a caso perché ho messo le scatole di là e certi prodotti sono fuori, per cui è un po' confusionato questo video, però i prodotti ve li faccio vedere. Poi un altro prodottino che ho preso è questo fondotinta, che è anche quello che ho indosso, è il fondotinta di Beauty Blender. La confezione esterna l'ho persa, non so dove sia, ed è la classica scatolina che si mette dentro il prodotto. Allora, questo fondotinta avevo provato i campioncini e mi è piaciuto. Non ho preso però la colorazione del campioncino perché su di me praticamente era una colorazione giusta. Appena messo l'autoabbronzante ho fatto una lampada che anche il collo mi si inscurisce, però come mi diventa un po' più chiara diventava più scuro il viso e più chiaro il collo, per cui ho deciso di prendere una colorazione più chiara. Ci sono 3 nuance, 3 sottotoni, cioè 3 sottotoni forse si dice, in cui dirigersi. C'è il naturale, quello caldo e quello freddo, quello che va verso il tono del beige, quello che va verso il tono del rosa e il naturale. Io sono rimasta sul naturale perché di solito quelli che hanno il sottotono rosa divento rossa, cioè nel senso che la mia pelle accentua il colore rosato che non mi piace. Quelli del sottotono giallo è il stesso discorso, la mia pelle accentua il giallo e alla fine non mi piace, per cui ho deciso di provare la colorazione naturale. Questo è l'1.40N e diciamo che lo sto provando come texture, mi piace, è un po' la colorazione che mi deve un attimo capire, però non è niente male, diciamo. Per farlo funzionare qui dentro c'è un bottoncino, vedete, in questo momento qui non si schiaccia niente. Se io sposto questa levetta, questo qui inizia a funzionare. Adesso non lo faccio perché sennò mi esce il fondotinta. La richiudo in sicurezza, così evito di fare uscire il fondotinta. Il fondotinta esce da qui, per cui c'è la possibilità o di farlo uscire mettendo la confezione così, esce direttamente qui e sia come l'effetto di una tavolozza, oppure per il momento l'uso che ne faccio io, metto la confezione così e l'erogato qui sotto, adesso immaginate che ci abbia il pennello in mano e lo faccio scendere direttamente sul mio pennello per evitare di sporcare tutto qui, perché adesso non so, vedete che rimane un po' un pozzetto come dispenser e non ha la chiusura a tappo che dia la possibilità di chiuderlo. Comunque ho provato anche questo fondotinta. Un'altra cosa nuova che ho preso, che da un po' che sto provando, sono i nuovi correttori di Benefit, quelli fatti così, sarebbero ad alta coprenza. E allora, io ne ho prese 2 colorazioni. La prima che ho preso è il numero 5, che è quella che metto di base qui, giusto perché è più aranciata, giusto per fare sparire l'occhiaia. Mentre l'altro giorno ho voluto prendere il numero 2 per darmi un po' di luminosità. Allora ho deciso di utilizzarli entrambi e li ho su anche oggi e li sto un attimo testando. Per il momento non vedo che mi secchino la pelle in modo peggiore rispetto ad altri, vedo che si riescono ad utilizzarli perché di base tutti i correttori mi danno un senso di seccarmi il contorno occhi, però cerco di utilizzarli. Poi
Un'altra cosa che ho preso la Dreamy 2 di Nabla. Questa l'ho presa il giorno dell'uscita proprio della palette, il giovedì. Praticamente avevo lo sconto Sephora del 20% se acquistavo dall'app. Io ho acquistato dall'app, il 20% mi è passato e l'ho presa. Però se non erro, il giorno dopo, comunque il giorno dopo è stata fatta la settimana prima, non mi ricordo, il giorno del Black Friday, so che Nabla l'ha scontata del 30%, per cui l'avrei pagata ancora meno, perché praticamente io l'ho pagata 28 euro al posto dei 35 che c'è di solito. Comunque questa è la confezione esterna, questa è la palette, il pack della palette, molto carino. Però la cosa che interessa di più sarebbero le colorazioni. Allora c'è uno specchio e queste sono le colorazioni di questa palette. Anche qui ci devo ancora mettere sopra le mani perché per il momento sto utilizzando e testando dell'altro, però niente male come colorazioni, mi ispirano molto, e anche questa nel tempo spero di riuscire ad utilizzarla. Allora mettiamo via anche questa, poi passiamo a altri prodottini che anche questi un attimino li ho usati e sì, un attimino posso dirvi che cosa ne penso più o meno, giusto come prime impressioni. Allora, in questo sacchettino, caso strano, è la prima volta che mi arriva un prodotto in questo sacchettino, preso da Sephora, ho preso il mascara di Pat McGrath. È fatto così, questo è il suo scovolino, è nero, sì, l'ho utilizzato, niente di che faccia gridare wow, è il mascara più bello che ho, però un mascara normale che riesco tranquillamente ad utilizzare. Poi in queste due confezioni ho preso due primer, allora uno di Natasha Denona e una di Anastasia Beverly Hills, che sono questi due tubetti. Questo di Anastasia Beverly Hills nel senso che è molto chiaro anche su di me, per cui rendetevi conto che è come mettere qualcosa di bianco. Ne va prelevato veramente pochissimo prodotto e subito, cioè appena si apre il tubetto, lo si prende, è quasi liquido. Come lo si appoggia sulla palpebra diventa subito più secco, per cui è molto veloce ad asciugarsi e va steso, ma vi giuro che a me dà problemi sulla quantità di prenderne, perché veramente ne devo prendere poco, altrimenti mi fa una patina bianca che non mi piace. Questo invece di Natasha Denona è più un primer normale, ha il suo scovolino fatto così ed è un primer normale come tutti gli altri primer, picchietto qualche gocciolina sull'occhio, lo sfumo e a posto così. Un'altra cosa poi che ho notato è che questo ha più la colorazione della mia pelle, per cui mi dà un effetto più naturale e devo dire che di questo mi piace di più. Poi questo ha un effetto satinato, questo ha un effetto opaco con dei micro brillantini sparsi, per cui diciamo che se lo si sguoccia sulla mano ci si accorge che ci sono questi micro brillantini. Mettendolo sulla palpebra vi devo dire che non è che su di me li veda, però so che ci sono perché facendo il sguoccio me ne sono accorta. E questa parte l'abbiamo conclusa. Cambiamo parte, adesso inizio ad abbassarmi perché il resto l'ho messo qui per terra. Allora, dal sito di Look Fantastic ho preso due acque micellari, allora una e due, che adesso le vediamo insieme, cioè non le ho usate, vi dico cosa c'era scritto sul sito. Allora, ho preso uno del marchio Polar, una del marchio Lumineux. Queste due acque micellari è scritto che sono per pelli sensibili, tolgono anche il trucco waterproof. Vediamo se è vero oppure no. Io ho deciso di provarle e vediamo come mi trovo. Le ho prese la settimana prima del Black Friday
perché essendo iscritta alla Beauty Box mi era arrivata l'email che qualche prodotto era già scontato. Allora io ne ho approfittato, visto che non avevo grandi cose da prendere da Look Fantastic, e ho preso queste due. Diciamo che, se non erro, questa a prezzo pieno costava sulle 19 euro, questa sulle 10-15 euro, per cui scontata del 20, e queste sono le due acque micellari che mi sono presa. Poi passiamo a un altro prodottino che speriamo di non far cadere tutto. Un altro prodottino di cui non sono molto soddisfatta dell'acquisto è l'iconica di Cosmify. L'ho presa dall'OVS pagandola 24 euro, però trovo gli ombretti molto sul gessoso andante, e poi su di me sono abituata a più pigmentazione, per cui se piace un trucco più tranquillo è una bella palette, però se piace più pigmentazione, qui sui colori, anche qui chiari, per esempio l'altro giorno ho fatto qui un colore con questi qui, sì, si vede, però non ha quel guizzo in più di pigmentazione che hanno altre palette tipo Urban Decay, Natasha Denona, Anastasia Beverly Hills, per cui è un mi come palette per un mio gusto personale, per cui anche di questa nel frattempo la sto testando, e prossimamente vi farò una recensione esclusiva su questa palette. Poi un altro acquisto che ho fatto di palette è un prodotto nuovo. L'ho preso perché nel sito c'era la possibilità di iscriversi al sito oppure di fare un acquisto come ospite. Io ho deciso di fare un acquisto come ospite perché non so se mi piacciono i prodotti o cose come. Ho preso la Fringer. Allora, come si chiama questa palette? Fringer 3 Azure di Piteraku. Non ero all'inizio, appena uscita, non ero molto convinta di prenderlo perché le colorazioni viste a primo occhio non mi piacevano molto. Poi ho visto un video di presentazione di Giulia Cova e ho deciso di acquistarla, per cui è fatta così. All'interno si apre così, di qua c'è uno specchio, di qua c'è aiuto, che è chiuso a calamita, ma questa parte non si apriva, e di qua c'è una frase di dedica di Giulia Cova, e queste sono le colorazioni. Allora, la parte che mi metteva qualche dubbio era con questa, perché mi dava l'impressione che fossero tutte colorazioni simili. Però poi, vedendo gli swatch, ho deciso un attimo, ho detto beh sì, proviamola, anche perché da questa parte ci sono vari matte che non sono niente male. Una parte colorata è qui al centro, che quel guizzo di colore di solito mi piace metterlo. Poi, se voglio andare su un discorso più naturale, è queste qui. Comunque anche questa qui è da provare. Ne ho sentito parlare bene di chi in velocità ha già fatto un video, e io nel tempo riuscirò a provare anche questo, e vediamo questo marchio Piteraku come lavora, sinceramente, anche perché l'idea di avere un prodotto creato in Italia non mi dispiace molto, per cui è arrivato anche questo. Mi riprendo un'altra scatolina, questa volta è una scatolina dell'Occitane. Allora, cerchiamo di non fare danni con questi prodottini dell'Occitane. Apriamo la scatolina. Allora, intanto questa qui è il regalo che ho ricevuto. Ho fatto questo acquisto il lunedì prima del Black Friday, perché i 2 giorni avevano fatto lunedì e martedì, se non erro, che davano la possibilità, facendo un acquisto, ti davano dei prodotti in omaggio. Poi per il Black Friday hanno fatto anche loro il 20% di sconto. Allora io, visto che avevo già in mente da tempo cosa prendere, ho deciso di prendere quello che avevo in mente e di approfittare di questa
di questa box, diciamo, di prodottini da provare. Vi faccio vedere i prodottini da provare. Praticamente questo qui è il classico spray da sonno, diciamo, quello da spruzzare sui cuscini per rilassarsi. Poi c'è un shower olio body gel. Questo è un prodottino da doccia, che è quello che ha l'olio di mandorla, se non sbaglio ricordare che è nella confezione grande. Uno shampoo, questo qui che l'ho anche utilizzato, è un ni sui miei capelli, perché avendo i capelli che tendono al grasso diventa un ni. Poi c'è la crema corpo, questa qui alle mandorle, utilizzata un paio d'anni fa, mi è sempre piaciuta. Poi anch'io cambio prodotti, cambio profumazione, perché in questo momento dell'Occitania ho aperto l'Arlesien come profumazione, sempre crema corpo, per cui anche questa qui l'ho trovata interessante da avere. Una cosa poi che ho trovato anche interessante da prendere è stato per questo siero. Io una volta, un paio di mesi fa che sono andata a Treviso, questo siero era super pubblicitato fuori dal negozio dell'Occitania con una grande insegna. Ero quasi stata portata ad acquistarlo per provarlo, però poi ho pensato prendere la confezione grande, visto che le mie creme preferite per il viso sono quelle della Kiehl's. Ho deciso di lasciare un po' perdere, perché ho pensato spendere, perché mi sembra che abbia il suo prezzo questo siero, spendere per poi utilizzarla 2 o 3 volte e vedere che non mi piace, l'ho lasciato perdere, e così gratuitamente mi è arrivato un campioncino, così riesco a rendermi conto se è un bel siero oppure no. Un mini profumo che è fatto così, nella sua non ha l'erogatore in spray, è così a gocce. Un mini profumo della Verbenie, che ha una profumazione sull'agrumato. E poi una crema, questa qui dovrebbe essere la crema di Immortelle Divin, una crema viso. Anche di questa nella pubblicità la vedo molto pubblicizzata, e così la proviamo. Dovrebbe essere una crema sia idratante che anti-età. Poi questa qui, un'altra crema di questi prodotti nuovi che hanno fatto questa linea acqua, e ho anche il campioncino della crema viso. E per finire una crema mani, questa qui è del Karité, se non sbaglio dovrebbe, perché di solito la confezione grigia è della profumazione Karité, ed è questa qui. Allora questi qui sono i prodottini che mi sono stati omaggiati. Adesso vi faccio vedere l'acquisto che ho fatto. Allora, praticamente in full size ho praticamente 75 ml, sono ancora chiusi, praticamente sono entrambi, tutti e tre i prodotti sono in vasetti così. Allora, ho preso di questo marchio, di questa linea acqua, ho preso una maschera idratante. Allora, praticamente io di queste maschere ho provato, che fanno anche le mini confezioni, che basta giusto per provare se vi piace o meno il prodotto. Allora, avevo provato questa qui è quella luminosa, se non come principi attivi dovrebbe essere quella luminosa ai mirtilli. Allora questa l'ho utilizzata e mi è piaciuto l'effetto. Io sapete che ultimamente le maschere non utilizzo più quelle in tessuto, e ho iniziato a utilizzare queste in crema, perché me le metto su quei 10 minuti prima di farmi la doccia, poi nel facendomi la doccia risciacquo anche la maschera e a posto così, vedo sul mio viso ho lo stesso dei risultati. Allora ho preso sia la maschera illuminante che la maschera idratante, e poi, perché andavo su sinceramente troppo di prezzo e non ero molto convinta che sulla mia pelle facesse un bel effetto, per pure che mi seccasse anche la pelle, ho preso tre prove
di quella purificante. Questa qui, un punto che mi ha portato anche a volerla provare era perché aveva 5 stelline come acquisto di chi l'ha già acquistata, per cui ho deciso di provare anche questa e vediamo se mi secca la pelle oppure no. E per finire, anche questo qui l'ho provato sempre in campioncino così, è lo scrub, sa di mandarino per capirci. Se avete provato lo scrub labbra dell'Occitane, tenete in considerazione che questo scrub viso più o meno ha la stessa consistenza, per cui vedete voi se vi può ispirare di provarlo oppure no. Io ho deciso di provarlo perché non ha i granellini ruvidi che li si sentono sulla pelle, si sentono sì questi granellini, ma sembrano quasi gommosi, diciamo, per cui danno meno peso massaggiandosi il viso. Per cui vediamo, utilizzando la full size, come mi trovo. Continuando, volevo farvi vedere le confezioni natalizie di Sephora. Probabilmente, visto al momento in cui faccio uscire questo video, e queste sono già in vendita da 15-20 giorni, le avrete già viste. Comunque volevo farvi vedere, questi sono i disegnetti che hanno fatto per Natale e hanno cambiato anche la confezione, non si apre più, che prima c'era qui davanti un'apertura che si apriva così, adesso è così a cassetto, sia questa che quella più grande, sempre questo effetto a cassetto. Allora vediamo cosa c'è qui dentro, se ci ho messo qualcosa in questa qui, e vi faccio vedere. Allora, ho preso un altro rossetto di Huda Beauty. Sapete il mio amore per questi rossetti, vedo che mi danno un'ottima pigmentazione e lasciano le labbra morbide, e per giunta ci posso mangiare sopra, che non è quel rossetto che sparisca in modo inadeguato, per cui ho preso anche la colorazione Wedding Night, queste qui. Più o meno le 5 colorazioni che ho sono tutte sul nude, ma vi devo dire che a me piacciono, hanno quel tono sottotono che cambia e a me piacciono così. Poi un altro rossetto che ho voluto provare è anche questo qui. Beh, adesso qui vedete la confezione è già aperta, però anche i rossetti di Pat McGrath, quelli opachi, hanno questa confezione che si deve aprire così e dentro c'è il rossettino. Allora io ho preso Venus in Force, che è qui. Beh, il pack è carinissimo, è fatto così con il nero, con le labbra così, e questo è il rossetto. Vedete che ha quasi un effetto velluto, vedete che sembra di due colori qui sopra, e qui sembra che sopra sia sudato, insomma dà un effetto strano. Però vi devo dire che metterlo sulle labbra non è niente male. Anche questa è una colorazione opaca, tranquilla, ci ho mangiato sopra e mi piace moltissimo come colorazione. Per cui anche devo dire che, a parte la differenza di prezzo, però se la giocano bene sulle mie labbra questi due marchi, che non sono niente male, contando anche che un altro marchio che mi trovo bene come rossetto in stick è quello che ho addosso, ed è questo qui di Kat Von D. Anche Kat Von D rossetti in stick io li ho presi, l'ultimo l'ho preso l'anno scorso, per cui è da un anno che non prendo più rossetti Kat Von D, però vi devo dire che mi trovo bene, danno un bel effetto sulle labbra e non le seccano eccessivamente. Poi passiamo ad altro, chiudiamo queste scatole. Questa qui è una box che mi è arrivata gratuitamente facendo un acquisto di 70 euro, mi sembra, sul sito di Sephora. Ti regalavano dei prodotti di Face D. Allora, praticamente io di Face D, appena che era arrivato il marchio da Sephora, avevo provato le maschere viso e vi devo dire che non mi erano piaciute. Non erano morbide,
avevano un tessuto che non si adeguava al mio viso, si staccava, per cui non mi sono piaciute. Visto che questa box mi è arrivata gratuitamente, ho deciso di provarla. Nel frattempo però prima vi faccio vedere un altro rossetto di Pat McGrath che, aiuto, che l'ho preso, questo qui l'avevo fatto arrivare insieme alla palette Midnight Sun. E allora questo è il suo pack come l'altro, e questa è l'altra colorazione che ho preso. Allora, questa qui è Modern Woman come colorazione, e anche questa qui l'ho provata a swatchare e mi è piaciuta come colorazione. Vi parlo adesso della box. Allora, dentro c'è un foglietto con delle spiegazioni di prodotti. C'è una maschera in tessuto che non so se l'abbiano cambiata come testo, come maschera, però c'è una maschera in tessuto. Poi ci sono questi patch che sono per togliere i punti neri, sia quello quadrato che quello rotondo. Poi ho trovato una cosa che mi ha incuriosita anche qui da provare. Non l'avevo acquistata, sentendone parlare bene da Michela Parisi, il canale di Micheligna, che lei con le sue occhiaie la utilizza. E volevo quasi acquistarla, ma poi avendo avuto l'esperienza con le maschere mi sono un po' tirata indietro, che avevo paura di spendere i soldi per niente. E invece mi è arrivata gratuitamente e l'ho deciso così ho deciso anche per questo motivo di prendere questa box, e così posso provare questo contorno occhi, che sarebbe un contorno occhi che minimizza l'occhiaia e le borse. Non so se sia vero, ma adesso ho la possibilità di provarla. E per finire c'è una cosa diversa dal solito. Questa sarebbe che io non uso, diciamo, di solito. Questa sarebbe un'acqua micellare in spray. Io di solito le acque micellari le ho liquide, le metto nel batuffolo di cotone e a posto così. E invece adesso mi è arrivata questa possibilità di provare un'acqua micellare in spray. Un altro prodotto preso sempre da Sephora, qui vedete ritornano le scatole vecchie. Le ho prese con lo sconto compleanno e ho preso 2 prodotti dell'Evelyn. Allora, questo marchio l'avevo già provato nella beauty box di Look Fantastic, poi volevo riprendermi questo qui, che sarebbe il detergente, volevo riprenderlo, però sul sito di Look Fantastic non ho più trovato il marchio vendibile. Quando l'ho visto da Sephora ho deciso di acquistare questi prodotti. Allora ho preso sia il detergente, che mi era piaciuto come campioncino dato da Look Fantastic, vedete che è ancora incartato, lo devo ancora aprire, ancora provare la full size e vedere se mi piace. Qui dentro come full size sono 100 ml, per cui una bella quantità. E visto che mi piace abbinare il detergente alla maschera, ho deciso di acquistare anche la maschera. C'era sia la maschera idratante che quella riparatrice. Per una mia indecisione, visto che di solito prendo sempre quelli idratanti, ho deciso di passare a quella riparatrice. Per cui vediamo com'è anche questa maschera, e anche qui sono 100 ml. Un altro prodottino preso con lo sconto, anche questo mi sembra. Comunque ho preso questa box perché principalmente volevo prendere questo e questa, però poi facendo i miei conti ho visto che questa box non era niente male e ho deciso di prendere questa confezione che è del marchio del marchio Brasilia Bumbu, c'è il marchio, eccolo qui. Il marchio è questo, Sol de Janeiro. Allora, praticamente in questa box c'è dentro un doccia, una crema corpo questa qui
non mi ricordo, mi sembra che abbia una profumazione sul caramello, se non ricordo male. Questa la conosco perché ce l'ho ed ha una profumazione al cocco ed è molto idratante e non unge la pelle, per cui mi piace. E questo qui è un prodotto nuovo di cui ne ho sentito parlare bene da Melissa Tani e ho deciso di provare a prenderlo, e sarebbe un stick labbra. Dice che è molto idratante sulle labbra, per cui ho deciso di prenderla. Io adesso questa box la sto aprendo con voi. Praticamente c'è il primo cartone da togliere, poi come si apre così, si apre a scorrimento, no, c'è l'apertura qui, eccola qui, si apre così e questi sono i prodottini all'interno della confezione. Sono molto sigillati, per cui ha un'ottima profumazione. La profumazione mi piace, per cui vedremo se questi prodottini, a parte questo, il resto non l'ho utilizzato, vedremo come sono. Altri due prodottini di Pat McGrath. Adesso questi mini rossetti li trovate anche sul sito, però io sono riuscita a recuperarli in negozio. Non ve li apro perché altrimenti adesso farei un casino con questi perline che ci sono all'interno. Comunque vi dico le colorazioni. Questo qui avrebbero queste tre colorazioni al suo interno e praticamente sarebbero Omi 1995 e Flash 3, e questi qui sarebbero i rossettini, mentre nell'altro sacchetto sono più tonalità sul rosso. Vi giro la confezione perché altrimenti non riesco a leggere dietro. Praticamente in questa confezione c'è Elso, Obsessed e Full Panic, e sarebbero questi tre mini rossetti. Io li ho visto che avevo già provato le due full size, so che mi piace il prodotto, per avere altre colorazioni ho approfittato di questi mini rossetti. Ultimo, veramente ultimo, in questa confezione che adesso ho già tolto la scatola, è un ordine fatto sul sito di Pinalli. Questi sì sono prodotti che ho preso anche con il Black Friday, anche perché quello che ho preso a prezzo pieno mi costava veramente troppo e non lo volevo prendere. Allora, intanto di Beauty ho preso un rossetto nuovo di quelli di Nabla. Questo qui sarebbe la colorazione My Rules di questa tonalità sul malva, e ho deciso di provare, vediamo che effetto che fa sulle mie labbra, perché non lo so se migri oppure no, per cui lo devo provare. C'era un'altra colorazione, i primi due nude, mi piacevano anche quelli, specialmente quello verso il marroncino, però non mi sono fidata perché poi ho pensato, se eventualmente è un rossetto liquido che migra, perché sarebbe una via di mezzo tra un gloss e un rossetto opaco, per cui non mi sono fidata, perché i gloss, se non ricordo male, messi da soli su di me migrano, mentre i rossetti opachi stanno fermi, per cui non sapevo questo che effetto facesse, per cui ho deciso di prenderne uno solo. Il grosso acquisto invece che ho fatto è di questo marchio Jo Malone. Jo Malone fa profumazioni per la casa, sia in candele che in bastoncino, e anche dei prodotti da bagno. Hanno il suo prezzo. Vi devo dire che a prezzo pieno, quello che vedete qui dentro, che sarebbe una candela, questa candela che sarebbe da 200 grammi se non erro, sto tentando di trovarla in qualche parte, ma non mi ricordo più se siano 200-250 grammi, costa 55 euro a prezzo pieno, diciamo che è un prezzo veramente esagerato, e scontata l'ho pagata 36 euro, per cui ho deciso di provarla. Vi devo dire che già così, rispetto a qualsiasi candela che abbia provato, ha una profumazione veramente forte. Io in questo momento potrei mettere questa candela così, aprirla solamente togliendo il coperchio,
e già dà un'ottima profumazione, per cui questa è una cosa particolare che ho riscontrato solo in questa candela. Io ho preso la profumazione pino ed eucalipto. C'erano due proposte per il periodo natalizio, pino ed eucalipto, e una profumazione che andava più verso l'arancia, ambra, patchouli, qualcosa del genere. Siccome che a me il patchouli e l'ambra non mi piacciono, ho deciso di restare su questa tonalità e ha una profumazione fresca, cioè a me veramente mi sta piacendo, però diciamo che il prezzo non è conveniente. Però resta anche il fatto che rispetto ad altre noto una qualità maggiore. Ok, questo qui era l'ultimo acquisto. Sono riuscita a finire questo video. Nella mia confusione di questi acquisti sparsi un po' dappertutto sono riuscita a farveli vedere. Sapete, adesso non mi ricordo più se ve l'ho detto, sono Black Friday, no? E ok, io adesso vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!